Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti. Oggi tanta la cronaca in questa prima edizione. C'è stato purtroppo l'ennesimo incidente mortale nel veneziano a Spinea. Marito e moglie sono morti in un incidente, erano in sella ad una moto, poi ovviamente ne parleremo e poi andremo nel Trevigiano dove c'è stato un arresto per tentato omicidio, una lite in un condominio a Spresiano. Un uomo ha accoltellato il suo condomino, il suo vicino di casa per liti evidentemente già in atto in passato. E poi ancora purtroppo dobbiamo parlare di due risse, una all'interno di un bus della MOM, coinvolti dei giovanissimi che hanno costretto un autobus a fermare la corsa perché hanno iniziato a litigare, e poi un'altra rissa con coinvolti altre persone, altri ragazzi. Ci sono anche dei feriti. Tutto questo insomma ne parleremo in questa nostra prima edizione, poi ovviamente torneremo a ripercorrere il viaggio del Papa che noi abbiamo seguito, l'avete visto ieri con una maratona per voi, per farvi vedere il Papa dalle 7 del mattino, la visita a Verona. Poi torneremo anche a parlare del maltempo perché purtroppo è prevista ancora pioggia nei prossimi giorni. Ci sono delle zone, ci hanno detto, che sono ancora davvero in crisi, in emergenza, con acqua che ancora non si prosciuga, l'acqua ancora ben evidente, e quindi insomma le nuove piogge potrebbero creare davvero ulteriori grossi danni, per cui ne parleremo anche con il sindaco di Casale, la Stefania Golisciana, e poi ne parleremo anche con il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon sulle due zone maggiormente colpite del Trevigiano. Queste dunque le notizie, ma partiamo proprio dalla cronaca, dal Trevigiano. Il vicino gli ha staccato la corrente e l'altro vicino lo ha aggredito a coltellate, addirittura dicendo adesso lo ammazzo. Una serata davvero di tensione in via Lazzaris a Spresiano. Un 48enne spruzzato al collo con dello spray urticante, ferito ad un braccio da una lama, è stato arrestato dai carabinieri. L'aggressore, si tratta di un 59enne che ora dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Dei dissapori che erano già in atto da tempo, ci hanno raccontato anche i vicini di casa. Ieri insomma al culmine della lite la vittima che è andata a staccare la corrente elettrica al suo vicino, e lui di tutta risposta è arrivato armato con dello spray urticante ed armato di un coltello, lo ha colpito. Ne avrà per una decina di giorni, è stato portato in ospedale, mentre l'aggressore è stato invece arrestato per tentato omicidio. E poi andiamo a Venezia, perché a Venezia c'è stato un incidente mortale, l'ennesimo, purtroppo sulle strade del Veneto. A morire sono state purtroppo marito e moglie, i rilievi della polizia a Codevigo. I due avevano trascorso la giornata a Chioggia, allo schianto con dei turisti stranieri che stavano arrivando per una vacanza. Forse un sorpasso la causa proprio della tragedia. A morire le vittime sono Mario Mazzuccato, 68 anni, e Morena Boscolo, 65. L'incidente stradale è avvenuto ieri sera intorno alle 20:30. Hanno perso la vita appunto le due, marito e moglie veneziani, residenti a Spinea. Erano a bordo di una moto, una Suzuki Custom, che si è scontrata con un'auto lungo la statale Romea, strada purtroppo tristemente famosa per i numerosi incidenti stradali, molti dei quali mortali. Gli stranieri del veicolo coinvolto stavano andando in villeggiatura, sono fuori pericolo. Leggermente contusa una donna, ovviamente la dinamica la stanno ricostruendo. La sta ricostruendo la polizia. Pare che però la moto abbia invaso la corsia di marcia, la corsia opposta, ma ovviamente tutta la dinamica
emodinamica è in fase di accertamento. Dopo l'incidente si sono formate lunghe code lungo la Romea per consentire, poi è stata bloccata proprio per consentire i rilievi del caso e per riuscire a soccorrere anche le persone ferite e purtroppo, come avete sentito, 2 i decessi. Queste sono le notizie. Poi, come vi avevo detto, ci sono state 2 risse. La prima è successa all'interno di un autobus della Mom di Treviso, fra l'altro fatto di cui abbiamo parlato spesso, di ragazzini che litigano, che arrivano fino alle mani, addirittura insomma armati poi anche di cocci di bottiglia, insomma situazioni davvero difficili. L'episodio è avvenuto sabato sera a Musano di Trevignano. Lo scontro ha riguardato una ventina di giovani, 5 dei quali hanno usato dei cocci di bottiglia per ferire i rivali. Il mezzo è stato costretto ad accostare in via Villette per far intervenire i carabinieri. Non era più possibile continuare la corsa perché insomma la rissa era furibonda. 5 di loro, quasi tutti di origine nordafricana, sono passati subito alle vie dei fatti dopo aver discusso con altri giovani, hanno tirato fuori questi cocci di bottiglia e sono stati 2 i feriti registrati, uno contuso, l'altro con ferite da taglio, entrambi accompagnati in ospedale a Montebelluna dalle ambulanze del SUEM 118. Il conducente del mezzo Mob, vista la difficile situazione, è stato costretto ad accostare il mezzo a Musano in via Villette. L'autista colpito addirittura a sua volta da un pugno scagliato da uno dei ragazzi e che ha chiesto appunto l'intervento poi delle forze dell'ordine. Un'altra volta un'altra aggressione ai danni di autisti della Mom. Ne abbiamo parlato davvero in tantissime edizioni dei nostri telegiornali, troppe aggressioni autistiche. Sono davvero ormai esasperati da questa situazione, ragazzini che salgono e poi scatenano il finimondo, come è accaduto in questo caso sabato sera. Ma ora ripercorriamo invece la giornata di ieri, una giornata importante nel segno proprio della pace. L'ha detto più volte Papa Francesco, che è arrivato ieri a Verona dopo l'arrivo in elicottero, l'incontro alla Basilica di San Zeno con clero e ragazzi. Vediamo. Benvenuto e bentornati in Veneto. Bentrovati tutti. Vai Fabrizio. Grazie. Grazie. Città dell'amore e della pace questa. Sì. Grazie. Il ritorno in Veneto dopo 20 giorni, da Venezia a Verona. Sono le 8 quando il Papa atterra al Bentegodi. Giustizia e pace si baceranno, l'intitolazione e l'auspicio della storica visita. Spero che si traduca in un impegno per il futuro, una responsabilità per Verona di essere un luogo di dialogo, di ascolto, di incontro e di far nascere anche qui quel seme per la pace che tutti auspichiamo e che mi auguro che oggi dall'Arena esca forte. Speriamo che questo possa essere un segnale di pace non solo per Verona e per l'Italia, ma per tutto il mondo. Questa sua visita per noi è stato un dono per quel che riguarda la gioia del Vangelo e il dono della pace. Grazie. Come vi aspettate di ripartire dopo questa visita? Sicuramente con ancora maggiore entusiasmo e poi con altre prospettive che vogliamo portare in campo. Il Santo Padre raggiunge San Zeno, patrono della città, di cui si celebrano i 1650 anni dalla morte. Lo attendono in migliaia. Eravate qui alle 5 a cercare un parcheggio. Alle 6 esattamente siamo arrivati. Da dove arrivate? Monteforte dal Pone. È bello essere qui oggi. È una gioia, veramente. Non perdiamo il ricordo dello stupore della chiamata del Signore, dice Francesco davanti al clero riunito a San Zeno. Ci serve una chiesa che sappia cogliere i segni del nostro tempo. Audacia, coraggio, capacità di incominciare, capacità di rischiare. A tutti, lo ripeto, a tutti dobbiamo portare la carezza della misericordia di Dio. Si rivolge ai sacerdoti, ministri nel confessionale del sacramento della penitenza. Per favore che non sia una seduta di tortura. Per favore, perdonate tutto. E perdonare senza
far soffrire. Perdonare aprendo i cuori alla speranza. Nel sagrato il dialogo con quasi 7.000 bambini e ragazzi accompagnati da genitori e catechisti. Noi ragazzi di terza media che stiamo facendo la festa del passaggio, come possiamo mantenere la fede nei momenti di difficoltà e non avere paura di fare scelte controcorrente? Bravo. Sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente? Il Santo Padre lascia San Zeno alle sue spalle la gioia dei tanti, a partire dai più piccoli. Gli ho detto ciao. Ciao. È simpatico? Sì. A che ora vi siete alzati? Vi siete svegliati? Alle 5. Alle 5. Sei felice di questa giornata? Sì. E tu sei felice? Sì. Mi fate un ciao a Papa Francesco? 1, 2, 3. Ciao! E continuiamo perché la visita del Papa Francesco Arena di Pace 2024 sul palco insieme al Santo Padre, testimoni di pace e cooperazione, l'immagine simbolo l'abbraccio a due imprenditori, uno israeliano, l'altro palestinese, che in guerra hanno perso i loro cari. L'abbraccio di Papa Francesco all'israeliano Maoz Sinon e al palestinese Aziz Sarah è l'immagine simbolo, il messaggio più forte che si è levato dall'Arena di Pace 2024. Il primo ha perso i genitori per mano di Hamas, il secondo il fratello per mano invece dell'esercito israeliano, ma questo non ha impedito loro di diventare amici e collaboratori. Il nostro dolore, la nostra sofferenza ci hanno avvicinati. Ci hanno portato a dialogare per creare un futuro migliore. Siamo imprenditori e crediamo che la pace sia l'impresa più grande da realizzare. L'Arena in piedi li applaude, il pontefice chiede un minuto di raccoglimento e preghiera. Davanti alla sofferenza di questi due fratelli, che è la sofferenza dei due popoli, non si può dire nulla. Non si può dire nulla. L'Arena di Pace torna dunque a riunirsi. Sul palco Amadeus, Francesco dialoga con le varie realtà della società civile, dell'associazionismo, dei movimenti popolari presenti in Italia. Si susseguono le testimonianze video e in presenza. Lei è un uomo di pace e lei può fare molto. Auguro a tutti, con le parole di Don Tonino Bello, di essere malati di pace. Questa è una patologia da cui nessuno di noi deve guarire. Grazie Papa Francesco. L'individualismo è all'origine delle dittature, accusa il Papa, che invita a non avere paura dei conflitti. Fanno parte della nostra vita, sono fisiologici, quando non travalichino la soglia della violenza. Quindi non averne paura dei conflitti, benvenuti per risolverli. Agire come comunità, dare voce ai piccoli, bambini, anziani. Stiamo attenti con i vecchi. I vecchi sono saggezza. Non dimentichiamo questo. E io lo dico con dolore. E questa società tante volte nasconde i vecchi, abbandona i vecchi. A cantare per Papa Francesco c'è anche la trevigiana Erika Boschiero. Un'emozione grande per quello che rappresenta, soprattutto in questo momento storico, perché credo sia l'unico capo di Stato che ha veramente preso una posizione per la pace attiva, no? Ed è una posizione scomoda forse per certi versi. La pace, conclude Francesco, la creano i popoli. Sono sempre sogni a dare forma al mondo e sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui.
Papa Francesco poi ha incontrato e pranzato con i detenuti nel carcere di Montorio, l'appello del pontefice che ha parlato anche della situazione spesso di sovraffollamento e poi si è riferito anche ai suicidi. Si continua a lavorare, ha detto, per migliorare la vita carceraria. Gerbere variopinte in mano ai detenuti alzate al cielo per salutare Papa Francesco, che ha varcato il cancello del carcere di Montorio intorno alle 12. Ad attenderlo le guardie carcerarie e il personale, i detenuti che lo hanno accolto nel campo sportivo dell'istituto. Un abbraccio di tutti nel segno della speranza. Il pensiero di Papa Francesco è andato subito alle difficoltà nelle carceri e al sovraffollamento. Per questo voglio dirvi che vi sono vicino. E rinnovo l'appello specialmente a quanti possono agire in questo ambito affinché si continui a lavorare per il miglioramento della vita carceraria. Poi ha parlato dei suicidi in carcere. Ho appreso con dolore, ha detto, che recentemente qui alcune persone, in un gesto estremo, hanno rinunciato a vivere. È un atto triste questo, a cui solo una disperazione e un dolore insostenibili possono portare. Perciò, mentre mi unisco nella preghiera alle famiglie e a tutti voi, voglio invitarvi a non cedere allo sconforto, a guardare la porta come la porta della speranza. Non dimenticate, Dio perdona sempre e perdona tutto. Tutti abbiamo diritto a sperare, al di là di ogni storia e di ogni errore o fallimento. È un diritto, la speranza, che mai delude, mai. Le parole della direttrice Francesca Gioieni: tra queste mura la vita scorre, non si ferma. Una cosa è certa, che il passato di tutte queste persone, di queste donne e questi uomini è certo, c'è già stato, e il futuro invece va costruito. Nel futuro bisogna continuare a credere per non perdere la speranza. A nessuna di queste persone va negata dignità e umanità. La nostra missione, ha aggiunto, è intercettare e accompagnare dei percorsi di vita. La voce dei detenuti è stata affidata al più giovane, Leonardo, 22 anni, che dice: siamo uno spaccato del mondo, ci sentiamo esclusi dalla società civile. Speriamo tanto che questa sua presenza, santità, apra i cuori e le menti del mondo esterno per accoglierci come liberi cittadini, dopo che avremo riparato agli errori commessi. Poi i doni a Papa Francesco, che commosso ha salutato tutti con un abbraccio unico, immenso. Fra loro non c'era, come annunciato, Filippo Turetta, rimasto all'interno, sorvegliato a vista per le sue condizioni psicologiche. Una visita che poi è terminata con la messa, dove assistita da 31.000 persone allo stadio Bentegodi. Vediamo, ripercorriamo quest'ultima parte. Lo stadio Bentegodi si riempie un po' alla volta durante la giornata, mentre Papa Francesco completa il pranzo con i detenuti al carcere di Montorio e si ferma in Vescovado per una breve visita all'anziana madre del vescovo Pompili. Da Porta Palio spunta la 500 del Santo Padre. La 500 bianca che porta Papa Francesco allo stadio Bentegodi. Vediamo se riusciamo a farci fare un saluto dal Papa, alzato, vedete, la mano. L'entusiasmo allo stadio cresce. Siete tutti ladri, ragazzi miei, non ho più il mio cuore se l'avete voi, ma non mi interessa da quest'oggi in poi, ogni mio respiro sarà per voi. Avete portato i vostri ragazzi qui? Sì, siamo tutti 4. Siamo stati in arena stamattina, sì, e poi siamo venuti qua in processione, a piedi. Il pontefice fa il suo ingresso, un lungo giro per stringere mani, accarezzare volti, poi la celebrazione di Pentecoste inizia. Lo Spirito Santo ci dà il coraggio di vivere la vita cristiana. Tante volte troviamo cristiani che sono come l'acqua tepida, né caldi né freddi, no? Gli manca coraggio. Lo Spirito fa l'armonia della Chiesa, ognuno differente all'altro, ma in un clima di armonia. Insieme lo Spirito ci fa l'armonia, insieme lo Spirito ci fa l'armonia.
Il contrario dell'armonia è la guerra, è lottare uno contro l'altro. A concelebrare i vescovi e il patriarca di Venezia. Grazie per l'Evangeli Gaudium che lei non ha semplicemente scritto, ma che lei incarna alla perfezione con il suo modo di essere, la sua freschezza imprevedibile, la sua creatività sempre spiazzante. Alziamoci per camminare nel nostro tempo, per costruire la pace, per confessare la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, l'unico Signore della nostra vita. Amen. E lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla visita di Papa Francesco ieri a Verona e torniamo a parlare del maltempo con previsioni che non fanno ben sperare per la prossima settimana. È prevista ancora pioggia in una situazione dove purtroppo ci sono ancora dei problemi per la bomba d'acqua di questa settimana. Ne parliamo con il sindaco di Castelfranco, presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Partiamo con una domanda generale: com'è la situazione questa mattina? Beh, qui la situazione sta rientrando alla normalità lentamente, abbiamo ancora operai, abbiamo la gente che si sta sgomberando gli scantinati, i magazzini che sono stati inondati, stanno portando fuori i materiali da buttare via, abbiamo Contarina con 4 mezzi che sta facendo una raccolta. Approfitto per chiedere, nei limiti del possibile, di dividere le frazioni, magari basterebbe anche quella del ferro piuttosto che dei materiali elettronici con altro, perché questo agevola la raccolta. Quindi lentamente, ma insomma stiamo tornando alla normalità. Ecco, il problema vero sono le previsioni che parlano ancora di pioggia la settimana prossima, con bacini che sono abbastanza già colmi e i terreni che sono impregnati di acqua e quindi difficilmente riesce a migliorare questa situazione, anzi. La situazione è quella. Attendiamo il bollettino e normalmente lo emanano verso le ore 14. Io sono in contatto, ho sentito anche questa mattina il prefetto e cercheremo di capire che cosa sia più opportuno fare. Ad onor del vero non prevedono una precipitazione come quella che c'è stata giovedì sera e questo per certi aspetti ci aiuta. C'è da dire che oggi i cittadini di Castelfranco e della Castellana in qualche modo sarebbero più pronti ad affrontare un'emergenza, in quanto sacchi di sabbia sono stati distribuiti nella misura di circa 10.000 ad oggi e invito questi cittadini a tenere i sacchi presso le proprie abitazioni laddove dovesse essere emanato un'emergenza come quella che abbiamo patito giovedì. Sicuramente saremo più pronti ad affrontarla. Ecco, ieri fra l'altro c'è stata lì a Castelfranco la visita della Protezione Civile Nazionale, com'è andata? È andata talmente bene che abbiamo fatto loro vedere quali sono stati i danni in alcune location più salienti, zona del centro piuttosto che la scuola del Galileo Galilei, che ha subito veramente danni importanti, con la palestra che è inagibile, gli scantinati completamente allagati. Abbiamo fatto presente del comando della polizia locale, cioè tutti quegli immobili lungo l'asta della Venale, chiamiamola così, che attraverso via San Pio X poi ha portato l'acqua sino in piazza Giorgione. Hanno preso atto di alcuni allagamenti presso l'albergo Almoretto piuttosto che le librerie Massaro, quelle un po' più colpite. La casa di riposo, siamo stati in sopralluogo e non hanno visto che il problema c'è. Loro
credo sia una parte di un iter questa di ricognizione che poi dovrebbe, uso il condizionale perché è sempre meglio farlo, portare alla deliberazione dello stato di crisi, ma io penso che non ci siano dubbi che ciò accada e questo agevolerà laddove mettessero a disposizione dei fondi per il ristoro dei danni anche ai privati. Ecco, Sindaco, ora insomma, anzi nei prossimi giorni ci sarà la conta dei danni vero e proprio. È così che venga determinato questo stato di crisi. Le esperienze del passato ci dicono che al Comune toccherà la raccolta dei dati e quindi il filtraggio, chiamiamolo così, delle segnalazioni che arrivano, poi da inoltrare alla Regione, la quale attraverso i fondi che se saranno messi a disposizione riuscirà a dare qualche ristoro. Una cosa hanno preso atto ieri i responsabili della Protezione Civile Nazionale che sono stati i cittadini castellani molto bravi nel rimettere in pristino la città e i propri immobili, hanno lavorato alacremente. Ho visto tanta solidarietà nei confronti di coloro che hanno patito danni. Abbiamo assistito anche a qualche sfogo nei confronti delle amministrazioni rispetto insomma a ciò che è accaduto, però prevale un sentimento di solidarietà e di comprensione vista l'eccezionalità dell'evento e questa è una nota positiva che vorrei evidenziare. Ecco, non so se è possibile, ma si sa più o meno su che cifra potrebbe andare la conta di questi danni? Via via che passano i giorni ci si rende conto che i danni sono veramente ingenti perché comincio ad apprendere così stime un po' approssimative di 100, 150, 200 mila euro in alcune attività. Le famiglie che hanno dovuto buttare via tutto e sono molte parlano di decine di migliaia di euro e quindi se andiamo a sommarli tutti io penso che supererà abbondantemente la cifra le decine di milioni di euro, diciamo così. È presto per fare stime, non mi piace citare numeri che poi non trovano riscontri, però oggettivamente i danni sono molti, sono tanti. Ecco, Sindaco, un'ultima domanda. Parlavamo insomma di previsioni non buone insomma, per la prossima settimana. Lei diceva non sembra, insomma, perché ovviamente non possiamo saperlo, però sembra non precipitazioni come quelle avvenute gli scorsi giorni, però continuative in 2 o 3 giorni. Questo può essere comunque un problema? Certo che può essere un problema perché anche come è già stato detto abbiamo i terreni intrisi, i bacini di laminazione che oggi non sono completamente vuoti e quindi non hanno la capacità di raccolta che avevano quando è successo la pioggia di giovedì e quindi una preoccupazione c'è. Però ripeto, attendo il bollettino e poi mi raccorderò con gli enti sovraordinati per capire qual è la decisione migliore di assumere. Bisogna fare attenzione a non creare allarmismi e a non sottovalutare gli eventi o le previsioni che arrivano. Oggi, visto quel che è successo, la non previsionalità della bomba d'acqua da oltre 100 mm in 3 ore, non si poteva fare meglio. Da oggi in avanti vediamo di capire qual è la strada migliore da intraprendere e assieme, ripeto, a Prefettura e agli enti sovraordinati individueremo la strategia. Grazie davvero Sindaco, grazie. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. E noi parliamo sempre di maltempo, è stato riparato nella notte l'argine del Muson dei Sassi a Rustega di Campo San Piero, una rottura che aveva provocato gravi allagamenti e anche l'allontanamento di alcune famiglie. Noi ieri siamo tornati proprio sul posto. Il giorno dopo l'argine del Muson dei Sassi è riparato, siamo tornati sul posto e i 30 metri sfondati dall'acqua sono stati ripristinati con un lavoro durato quasi tutta la notte. In mattinata è stato riaperto alle auto anche il ponte che collega Rustega con Campo San Piero. Per mettere in sicurezza la zona dell'esondazione è stato schierato un modulo specializzato dei Vigili del Fuoco in pompaggio ad alta capacità, con 3 pompe utilizzate anche nelle missioni internazionali. I residenti sperano che ora l'argine sia più solido. Speriamo sì che sia definitiva la cosa e poi stiamo a vedere la settimana prossima che è previsto un peggioramento meteo. Preoccupazioni? Parecchio, tuttora anche.
È venuto qui insomma per vedere anche per cosa stanno facendo. Sì, la curiosità è tanta. Le pare che abbiano fatto un buon lavoro? Speriamo, non me ne intendo, ma speriamo. Speriamo che sia una cosa definitiva, perché è già la terza volta che rompe l'argine qua. L'altra volta ha rotto su all'oreggia 2 volte e questa volta qua speriamo bene, perché 3 volte alluvionati non è una bella cosa, penso, per nessuno. Ha preso paura lei venerdì notte? Beh, certo che sì, io ero fuori come protezione civile. Una cosa che non è stata fatta è che bisognava avvisare la gente. Io sono passato suonando campanelli, suonando il clacson della macchina per attirare la gente e fare uscire, perché tutti stavano dormendo, non sapevano della situazione che c'era, cioè che l'acqua stava correndo dappertutto. Cioè, gente era già sott'acqua quando io sono andato a svegliarli. Nella mia zona siamo stati senza corrente, comunque siamo ancora i più fortunati. Adesso hanno chiuso qui l'argine, questa è una cosa positiva? Speriamo che serva anche da imparare come comportarsi un po' tutti. Il maltempo dei giorni scorsi ha causato diverse frane nella provincia di Vicenza, colpite in maniera pesante. Siamo andati a Barbarano Mossano, nella Valle dei Mulini, in cui una famiglia si è ritrovata con il cortile pieno d'acqua e di detriti, da ieri al lavoro per ripristinare la normalità. Io sono nata qui, sì che vedere questa grande devastazione mi ha letteralmente distrutto. È quello che resta del cortile invaso da una valanga di massi trascinati dal torrente, il boato in piena notte che sembra quasi un terremoto. Tutto succede in pochi istanti. Stavo dormendo e improvvisamente ho sentito questo grandissimo frastuono, non mi rendevo conto di cosa poteva essere, perché giustamente le disgrazie così accadono sempre di notte, non ti rendevi conto con il buio cosa stava succedendo. E mi sono affacciata alla finestra e ho visto questa frana immensa, detriti, sassi, un mare di acqua che mi entrava. Praticamente il ruscello, invece di essere nella propria sede, attraversava il cortile e mi portava dentro di tutto. Si vede benissimo l'acqua dove arrivava sul muro della casa. La forza dell'acqua del torrente che devia il suo corso e si fa largo nel cortile arriva fino a 1,5 metri di altezza, trascinando con sé detriti staccati dal terreno franato in collina poco sopra rispetto alla casa che una volta era un mulino. Il buio, il cancello bloccato dalle enormi pietre spinte dalla furia dell'acqua, la disperazione, la richiesta d'aiuto al fratello. Ho chiamato mio fratello perché giustamente lui è arrivato subito, non riusciva neanche ad aprire il cancello perché il cancello faceva praticamente da barriera. In qualche modo, non so come abbia fatto, probabilmente scavalcando è entrato, è riuscito a mettere in salvo le nostre bestiole. Abbiamo due occhi bianchi che ci fanno da guardia nel cortile e poi è riuscito a aprire il cancello. Aprendo il cancello l'acqua si è svuotata. L'alveo non era come adesso, era tanto più basso di adesso. Queste cose qua non c'erano, se viene un'altra alluvione qua si crea un tappo che creerà un altro disastro. Mulino che rappresenta radici e origini per molte famiglie di mugnai in quest'area di Mossano, turisticamente conosciuta proprio per essere la Valle dei Mulini. Fiore all'occhiello del territorio con i suoi percorsi in mezzo alla natura, la valle si ritrova ferita, non è stata risparmiata dall'ondata di maltempo. Barbarano Mossano diciamo che ha avuto questi danni qua, in questa località qua in particolare. Ecco, adesso ci vuole che enti in collaborazione con il comune facciano degli interventi strutturali importanti. E andiamo a Castelnovo di Isola Vicentina, dove i volontari non si sono mai fermati per aiutare i residenti colpiti dalla tremenda esondazione, tra questi anche i militari americani della caserma Ederle e gli alpini della Protezione Civile. È successo come l'anno scorso, che abbiamo fatto la donata a Udine e ci siamo trovati all'emergenza in Emilia, e quest'anno dopo Vicenza che abbiamo fatto la donata dei record
ci siamo trovati qui di nuovo a un'altra emergenza a casa nostra praticamente. È una delle 20 squadre di protezione civile alpina vicentine, tutte impegnate in simultanea, dislocate in località diverse, che stanno operando in soccorso alla popolazione dopo l'ennesima ondata di maltempo. Le penne nere dunque, dopo gli onori ricevuti alla Dunata domenica, sono state praticamente subito mobilitate per sgomberare strade e cantine e a fornire pasti caldi agli esondati, anche qui a Castelnovo di Isola Vicentina. Gli scantinati sono stati svuotati, però è rimasto il fango e il problema è le auto che sono rimaste dentro, è un po' una bella disgrazia, comunque bene o male hanno un po' ristretto l'emergenza. Certo. Qual è lo stato d'animo che trova lo spirito di queste persone? Beh, come in ogni caso, in ogni emergenza sono a terra perché hanno perso parecchie cose. Stiamo riuscendo a entrare adesso nelle cantine, nei garage, per buttare via tutto. Macchine, ho portato via macchine, moto. Mia moglie è artigiana, aveva tutta l'attrezzatura, la merce, la roba per fare gli eventi, quindi è senza niente. E tanto buon cuore della gente, ma siamo disperati. Dentro il condominio è distrutto, devastato, siamo a entrare in un film dell'orrore. E adesso pian piano col flessibile abbiamo aperto un paio di porte alle cantine, preso, tutta roba che è nostra adesso è spazzatura. Abbiamo visto comunque tante persone, tanta una rete di solidarietà, è sufficiente, rincuora, ovvio che non ripaga, ecco, voi per esempio? Per me per esempio rincuora, io adesso non vedo l'ora di finire a casa mia per dopo uscire da qui e andare in giro. È Castelnovo, è un paesino piccolo, si conoscono tutti e questo aiuta in questi momenti. Nella rete di solidarietà dei volontari anche i militari statunitensi della Ederle. We love Isola Vicentina. The mayor has been very good friend of our unit. Il colonnello ha detto che il battaglione è in amicizia con il comune di Isola Vicentina. Sono qui soldati della caserma appunto per aiutare la popolazione di Isola, perché noi siamo gemellati con il nostro battaglione è gemellato con Isola Vicentina. Ieri 24 persone, oggi siamo un po' meno, siamo una decina, ecco, quindi ci diamo da fare. Insomma, l'avete sentita la disperazione dei cittadini, molti davvero hanno perso tutto e stanno lavorando anche in queste ore per cercare di riportare alla normalità la situazione. E ora noi andiamo a Casale, la vedo già la sindaca Stefania Golisciani. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sindaco, situazione difficile anche a Casale, abbiamo visto ieri i vigili del fuoco che continuano a lavorare e però la preoccupazione guarda già ai prossimi giorni. Sì, ora finalmente siamo tornati alla normalità in alcune strade perché il Sile è sceso e quindi siamo riusciti insomma, a liberare dall'acqua diverse strade. Diciamo che come diceva lei, i giorni seguenti, perché abbiamo visto che le previsioni non sono favorevoli. Ecco, state già predisponendo un piano? Avete già pensato cosa si potrebbe fare? Insomma, abbiamo visto anche Castelfranco distribuzione di sacchi, insomma comunque l'allerta rimane. Sì, l'allerta rimane. Noi ci siamo attrezzati di più bancali di sabbia, abbiamo provveduto stamattina poi a trasferire una parte anche in sacchi più piccoli da poter cominciare già a distribuire ai residenti nelle zone che sappiamo sono più critiche da questo punto di vista, in modo che gli stessi residenti possano in prima battuta provvedere appunto a collocarli alle entrate per fermare l'acqua che dovesse appunto salire, e poi noi abbiamo altri bancali che sono ovviamente a disposizione e che provvederemo poi a seconda di quello che sarà poi anche il bollettino di lunedì e nei prossimi giorni a distribuire, vedere come appunto dislocare nelle nostre aree. C'è preoccupazione, Sindaco? C'è preoccupazione perché comunque il Sile, per quanto è sceso, è ancora alto e i terreni non hanno ancora assorbito tutto il quantitativo d'acqua che è venuto su nei scorsi giorni, quindi in questo senso sappiamo che i terreni avranno difficoltà ad assorbire quelli che sono appunto eventuali eventi atmosferici che fossero di portata come quello che c'è stato, perché
Purtroppo in breve tempo è venuto giù un quantitativo d'acqua anomalo e quindi ovviamente sappiamo che in queste condizioni la rete idraulica minore tende a crescere e anche ovviamente il Sile ultimamente cresce molto velocemente in pochissimo tempo. Sindaco, si parlava anche con il sindaco di Castelfranco, alle 14 arriverà il bollettino, dice poi cercherò di capire anche con la prefettura come organizzare o dovesse esserci ancora maltempo. Si dice, si parla insomma non di pioggia consistente in quella insomma bombe d'acqua come quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi, però insomma di una pioggia che potrebbe continuare per 1, 2 o forse anche 3 giorni e questo comunque si dice preoccupante perché anche se non è la bomba d'acqua se continua per alcuni giorni con i bacini che insomma non sono di certo vuoti, la preoccupazione è tanta. Sì, come le dicevo prima è un po' questa la preoccupazione, proprio perché anche se non è previsto un evento come quello scorso, però il fiume è alto, cioè il Sile è ancora alto e quindi non c'è il tempo di far defluire, di farlo andare giù anche per quanto riguarda poi anche i terreni limitrofi che sono belli bagnati e noi siamo in contatto anche con i comuni vicini e anzi colgo l'occasione anche per ringraziare Mogliano Veneto perché tramite anche la sala operativa della protezione civile quando abbiamo avuto bisogno abbiamo potuto contare anche sull'aiuto della protezione civile di Mogliano Veneto, quindi da questo punto di vista la rete della protezione civile funziona, quindi insomma sono abbastanza fiduciosa. Comunque è costante anche con la prefettura. Certo, costante anche con la prefettura. Con tutti i comuni vicini, quando in queste occasioni ovviamente ci sentiamo di continuo proprio per vedere la situazione nei vari punti. Purtroppo, come avevamo anche rilevato qualche mese fa, il Sile è un fiume un po' particolare e come avevamo esposto anche al Genio Civile abbiamo bisogno di un idrometro anche a valle perché l'unico idrometro che c'è è a Santa Caterina, non rileva però quella che è la posizione del Sile quando siamo noi a valle tra Casale, Silea e Casier, quindi abbiamo bisogno che sia collegato al più presto l'idrometro a Casier. Sindaco, io la ringrazio davvero, insomma non rimane che sperare che il tempo dia un po' più di tregua e permetta insomma ai terreni di fare un po' defluire l'acqua che si è accumulata. Sindaco, la ringrazio davvero. Grazie mille a voi, grazie mille. Grazie, buon lavoro Sindaco. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo a parlare di cronaca. C'è stata anche un'operazione dell'antidroga nel Padovano, torneremo a parlare anche di un'altra rissa sempre nel Trevigiano e poi parleremo anche di della Vogalonga a Venezia, oggi 2024. Ci fermiamo, pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, l'avevamo annunciato prima perché giornata importante a Venezia, Vogalonga 2024, ce ne parla il nostro Lorenzo Maier al telefono. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. La Vogalonga, una manifestazione di grande successo che è nata nel 1975 per dare un messaggio chiaro contro il moto ondoso e invece al rispetto massimo della laguna, del suo ecosistema e dell'equilibrio con la città. Per questo i veneziani dal 1975 in una giornata, in una domenica di maggio, sono stati sempre chiamati a vogare appunto per ribadire questo impegno della città, dei cittadini contro il moto ondoso. Chiaramente negli anni questo senso della manifestazione, che rimane tale il messaggio, ma si è anche molto evoluto, è diventato un appuntamento anche turistico, di folklore, perché oltre ai veneziani richiama ogni anno tantissimi turisti stranieri. E infatti anche quest'anno la partecipazione dei volatori stranieri di 2.000 imbarcazioni con circa 12.000 volatori, la partecipazione dei volatori stranieri è quasi del 70%, quindi si è un po' rovesciato l'equilibrio rispetto a quello che
era il messaggio iniziale. Comunque un grande successo, anche con un piccolo contrattempo. Per fortuna non è successo nulla di grave, ma alle fondamenta 9 una Dragon Boat, un'imbarcazione con 20 persone a bordo, si è rovesciata a causa di un'onda e i 20 occupanti sono finiti in laguna a fare un bagno non piacevole e ovviamente che non era previsto nelle acque della laguna. Sono subito state allertati i soccorsi, le persone sono state recuperate, non c'è stato nessun ferito, nessun problema, ma questo è un piccolo incidente contrattempo che dobbiamo segnalare. Per il resto ogni partecipante avrà la sua medaglia, perché questa non è una manifestazione competitiva, l'importante è esserci e partecipare. Il percorso da compiere a remi che i partecipanti dovranno ultimare entro le 14 come tempo limite è di 30 km e vede la partenza molto spettacolare con un colpo di cannone. Ha visto la partenza dal bacino di San Marco, un percorso a remi nei canali della città, appunto per un totale di percorrenza molto ragguardevole. 30 km non sono certamente pochi. Comunque grande entusiasmo, erano presenti il vice sindaco della città di Venezia Andrea Tomaello, il delegato alle tradizioni consigliere comunale Giovanni Giusto e il presidente del comitato organizzatore che dal 1975 porta avanti questa tradizione, Antonio Lallo Rosasalva, affiancato da Massimo Zanotto, che è peraltro il vicepresidente provinciale del CONI, delegato provinciale del CONI di Venezia. Quindi una manifestazione di successo. Lorenzo, intanto io ti ringrazio, ti faccio anche un'altra domanda, perché insomma noi abbiamo ripercorso ieri questa importante tappa di Papa Francesco a Verona. Tu facevi parte della nostra squadra sul posto, quindi insomma hai vissuto questa giornata importante per Verona. L'abbiamo seguita anche noi in diretta proprio da Treviso. Insomma, proprio una battuta, è stata davvero un'ulteriore grande emozione dopo la visita del Papa a Venezia. Sì, sarà sicuramente un segnale forte soprattutto per il futuro di quello che attenderà la Chiesa di Venezia, la città di Verona e il Veneto, non tanto fino a ieri ma da qui in avanti, perché tutti i messaggi che sono arrivati, la pace in arena ma anche la vicinanza agli ultimi, la messa di Pentecoste, peraltro quindi una solennità molto importante con il richiamo all'armonia che può essere comunque intesa a 360 gradi, un'armonia di coscienze, un'armonia nelle famiglie, ma anche un'armonia tra i popoli che magari oggi sono in guerra. Sicuramente è stato un grande banco di prova, un grande dono da parte del Santo Padre, un grande privilegio esserci e un messaggio importante per tutti per il futuro, credenti, non credenti, politici, in qualsiasi campo ciascuno operi affinché veramente sia non il punto di arrivo, anche perché peraltro ricordiamo che nel nord-est il Papa sarà anche arriverà in luglio nella città di Trieste, non un punto di arrivo ma un punto di ripartenza, che è quello a cui il Santo Padre poi teneva particolarmente. Grazie davvero, grazie Lorenzo, grazie, buon lavoro, grazie, buona domenica anche, grazie. A voi. Insomma, ovviamente avete sentito un'altra tappa del Papa a Trieste che noi ovviamente continueremo a seguire anche per voi. E noi andiamo ad ora con la cronaca, l'avevo annunciato prima, ne avevamo parlato prima di una rissa a Trevignano ieri sera con coinvolti alcuni ragazzini all'interno di un autobus della MOM. C'è stata un'altra rissa ieri sera sempre alle 21 a Unei Fonte, coinvolti una decina di giovani, i motivi come sempre purtroppo futili, ma
probabilmente uno sguardo di troppo, un apprezzamento non gradito ad un paio di ragazze presenti nel posto e da lì è iniziata questa discussione che poi è terminata in risse con il ferimento di un 29enne della zona che ha riportato la frattura del setto nasale ed un ragazzo ed una ragazza che sono rimasti contusi e che hanno rimediato alcuni giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri che ora stanno raccogliendo le testimonianze, visionando le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il cerchio, ci dicono i carabinieri, si sta stringendo su un gruppetto di almeno 4 o 5 giovani in corso di identificazione ritenuti promotori di questa rissa serale, l'ennesima. Ne abbiamo parlato anche prima di un'altra a Trevignano. E cambiamo argomento, rimaniamo nella cronaca, ma andiamo a Vicenza. Una società vicentina a rischio infiltrazioni mafiose. Dopo l'istruttoria delle forze dell'ordine, il prefetto ha firmato un provvedimento interdittivo. Una società vicentina operante nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti ha a rischio infiltrazioni mafiose. È questo l'esito dell'istruttoria svolta nei mesi scorsi dal GIA, il gruppo interforze antimafia coordinato dalla prefettura. Esisterebbe dunque un reale rischio di contaminazione mafiosa attraverso la contiguità con elementi appartenenti a sodalizi criminali camorristici della Campania e della provincia di Caserta. Per questo il prefetto ha firmato un'informazione interdittiva, uno strumento di prevenzione amministrativa con lo scopo di scongiurare una concreta minaccia per la sicurezza pubblica nell'attività imprenditoriale. Una frontiera avanzata contro la criminalità organizzata nel Vicentino in questo delicato momento storico, in vista della realizzazione di importanti opere pubbliche e infrastrutturali finanziate anche con il PNRR. Ed ora parliamo invece di un'operazione antidroga della polizia di Padova. 4 stranieri, di cui 2 minori, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Padova in diverse operazioni antidroga. A risultare particolarmente attivo, secondo la polizia, un 14enne al quale sono stati sequestrate 85 dosi di cocaina e un panetto di hashish. L'intervento degli agenti è seguito alle segnalazioni di alcuni residenti della zona di Chiesa Nuova. Dopo un periodo di appostamento, gli investigatori sono intervenuti in seguito ad uno scambio di cocaina tra un 50enne e il minorenne che aveva intascato 40 euro. Il minore è stato seguito fino al garage della sua abitazione, dentro al quale sono stati trovati 85 dosi di cocaina e 2 porzioni di panetti di hashish del peso di quasi 100 grammi. Il giovane, al quale è stato sequestrato anche un bilancino di precisione 600 euro, è stato portato al centro di prima accoglienza di Treviso, dove è finito anche un 16enne bloccato dopo aver nascosto della droga dietro ad una siepe. Ed ora invece ci spostiamo nel Trevigiano. Colpo nella notte alla Fanti Store di Via Noalese a Treviso, sparite biciclette per 20.000 euro. Questa notte, attorno alle 2 di notte circa, è un furto che si è protrattato a lungo tempo perché hanno avuto tempo di sfondare un muro della proprietà attigua e quindi entrare poi nel nostro negozio. Noi ci siamo accorti solo quando il nostro allarme è entrato in funzione. È grande il rammarico al Fantic Store di Via Noalese 94 a Treviso, esercizio commerciale finito al centro di un'incursione ladresca notturna. Ignoti sono riusciti a entrare all'interno del negozio facendo sparire costose biciclette del valore di migliaia di euro ciascuna. Siamo riusciti a quantificare ancora in modo approssimativo, però crediamo 4 biciclette del valore circa di 20.000 euro. Probabilmente i ladri sono andati a colpo sicuro, concentrandosi sui mezzi più costosi e appetibili. Come per altri punti vendita della marca trevigiana, per la Fantic non si tratta della prima visita sgradita. Questa è già la seconda, abbiamo avuto già una visita a luglio dello scorso anno. Siamo aperti, a metà servizio, però sicuramente già dalla prossima settimana saremo di nuovo operativi. Terminata la conta dei danni, il negozio, che è assicurato, formalizzerà la denuncia ai carabinieri. Nel frattempo resta l'amaro in bocca quando ci si trova a fronteggiare episodi come questi. Fa piacere, è un lavoro il nostro in cui non prevediamo di dover affrontare queste cose. Noi siamo molto legati a un fattore di divertimento, di sport, invece ci tocca anche fronteggiare queste situazioni.
E parliamo ora del caso Una Bomber, cioè il DNA di Una Bomber, titolano così stamani alcuni quotidiani. Il DNA è stato ottenuto dall'analisi di vecchi reperti estratto alla luce di nuove tecniche investigative e ricordando che in passato gli investigatori avevano rilevato un importante parziale su un nastro adesivo. Secondo i giornali alcuni reperti sono stati sottoposti ad un'analisi più completa e approfondita in merito agli attentati compiuti tra il 1994 al 96 e il 2000 e 2006 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia, formazioni pilifere celate da una bomboletta di stelle filanti, un tubo filettato, nastri isolanti sequestrati intatti da confezioni di pomodoro e di maionese, rilievi dattiloscopici, una scatoletta e poi in altri reperti che erano stati trovati. L'inchiesta di Una Bomber è stata riaperta di recente in seguito a quanto rilevato da un giornalista e da due delle vittime che hanno chiesto e ottenuto il riesame di alcuni reperti da dove appunto sarebbe stato ora trovato questo DNA, quindi una svolta importante per identificare Una Bomber, insomma, che davvero aveva messo in ginocchio con questi attentati diverse province, lo avete sentito. Ed ora continuiamo con la cronaca. La polizia denuncia 2 uomini di origine campana per truffa, vittime, un gioielliere padovano. Uno dei malviventi si presenta nei negozi vestito da cameriere, pizzaiolo o cuoco. Si presenta in una gioielleria di Padova vestito da cameriere e riesce a farsi consegnare 2 orologi Rolex del valore di 12.000 euro, fingendo di consegnare in cambio denaro e gioielli. La polizia però indaga, riesce a identificare lui e il suo complice, 61 e 68 anni di origine campana, e li denuncia per truffa. Soprannominato il cuoco, l'uomo entrato in gioielleria era già stato segnalato per analoghe truffe in altre città del centro-nord. Il 61enne si era presentato con camicia bianca, cravatta nera e grembiule. Al rifiuto del negoziante se n'era andato, tornando qualche giorno dopo e insistendo nella trattativa era riuscito a convincere il gioielliere a dargli 2 orologi in cambio di una busta con contanti e un bracciale. I soldi però erano falsi perché il truffatore aveva abilmente sostituito la prima busta. A quel punto il 61enne era uscito salendo a bordo di un'auto arrivata contromano e ripartita a gran velocità. Soprannominato il cuoco perché aveva agito anche in altre truffe analoghe, indossando divise da cuoco, pizzaiolo o cameriere, fingendo di lavorare presso ristoranti della zona. Attraverso la targa dell'auto e alcuni appostamenti, gli agenti li hanno identificati e denunciati. A Sant'Orso nel Vicentino una 18enne è stata arrestata per spaccio, denunciato il fratello più piccolo. In camera la ragazza nascondeva la droga a bilancini di precisione. Schio, un ragazzino minorenne viene fermato in stazione dai carabinieri con l'unità cinofila. Addosso a circa 20 grammi di hashish suddivise in involucri, un bilancino di precisione e un coltello. Considerata la flagranza di detenzione di droga ai fini di spaccio, l'abitazione dell'adolescente viene perquisita e in cameretta i militari trovano altri 30 grammi di hashish. Altra droga viene trovata nella camera della sorella 18enne, dentro uno zaino che contiene 180 grammi di hashish e 34 microdosi con circa 47 grammi di cocaina, oltre a 8 grammi e mezzo di marijuana, 5 bilancini di precisione e 600 euro in contanti. Lo stupefacente e tutto il materiale sono stati sequestrati, mentre la ragazza è stata arrestata. Denunciato il fratello minore. Arresto convalidato dal tribunale con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ed ancora una notizia di cronaca. Chico Forti, lo ricorderete, accusato di omicidio negli Stati Uniti, è arrivato a Roma ieri e nel pomeriggio dovrebbe arrivare nel carcere di Montorio a Verona. Lo si apprende da fonti qualificate nella casa circondariale di Verona. Lo ricordate poi, fra l'altro, ieri c'era stata la visita del Papa. Si trovano circa 600 detenuti, fra i quali anche Filippo Turetta, il giovane padovano accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Dunque Chico Forti dovrebbe arrivare nel pomeriggio nel carcere di Verona e a quanto pare potrebbe incontrare la madre 90enne che tanto voleva vedere nelle prossime ore. Ci fermiamo, c'è un istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio, ora invece parliamo di un argomento che abbiamo trattato più volte nelle nostre prime edizioni, e sono quello della violenza contro le donne, ma non solo, anche della prevenzione. Lo facciamo con Manuela Tonon, Presidente Associazione Amiche per la Pelle, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno. E con Elisabetta Ferraro, buongiorno. Buongiorno. Che poi insomma ci racconterà un po' la sua storia, e anche per sensibilizzare le donne. Troppo spesso le donne non denunciano, non parlano, anche se insomma ci dicevano qualche denuncia in più negli ultimi tempi è arrivata, e forse insomma quello che purtroppo è accaduto, la tragedia di Giulia, lo sapete, ve lo ricordate, insomma ha un po' scosso gli animi delle persone, quindi qualcosa un po' si è mosso. Anche il papà insomma di Giulia Cecchettin che sta lanciando più volte gli appelli, stanno arrivando, ecco. Manuela, ne abbiamo parlato spesso, insomma, prima della prevenzione parliamo oggi della violenza anche alle donne, un fenomeno che preoccupa, un fenomeno che si cerca di arginare, tante le associazioni che si stanno muovendo, però purtroppo ancora tanti casi, l'abbiamo visto, i femminicidi, ma non solo. Infatti si fa benissimo a parlarne. Io ricordo i primi anni, tu lo sai perché ci siamo viste da subito, quando parlavamo di tumore al seno non si poteva dire, si diceva è brutto male, non si parlava. Un po' alla volta si è cominciato a parlarne e quindi a sensibilizzare, diciamo, le donne a fare prevenzione. In questo caso è giusto parlarne. Elisabetta, poi la sentirete, è bravissima, racconta la sua storia. Elisabetta è una nostra associata perché dopo tutto quello che ha passato ci voleva anche l'ospite indesiderato, vero Elisabetta? Però è bravissima perché racconta la sua storia e in modo tale che le altre donne possano trarre esempio o capire insomma quello che bisogna fare per uscirne. E quindi lascerei la parola a lei che è bravissima in questo. Ecco, noi adesso sentiamo Elisabetta, poi ne parleremo di una serata dove si parlerà di tutto, di questo, della violenza, della prevenzione, e sentirete proprio dalle parole delle donne che sono delle guerriere, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito proprio di recente, una delle ragazze giovani, Isabella, quindi una giornata a cui noi invitiamo davvero tutti a partecipare, perché è importante sentire, è importante capire, è importante soprattutto sentire proprio loro, le donne. E quindi sentiamo Elisabetta. Elisabetta, la tua storia è una storia, possiamo dirlo, difficile, un vissuto difficile. Qual è la tua storia? Allora, io sono stata insieme ad un uomo violento per 16 anni. La cosa più difficile, ripensando a quegli anni, e che spesso mi chiedono, è come riconoscere la violenza. Perché la difficoltà di noi donne che stiamo dentro un contesto di violenza è riconoscerla, perché si arriva ad un certo punto che non si ha difficoltà a riconoscerla. Cioè sembra una normalità. Una normalità. Tant'è vero che io quando mi sono rivolta al centro antiviolenza, l'operatrice che mi seguiva, la psicologa, doveva spiegarmi lei che quello che stavo vivendo era violenza, perché io le chiedevo, ma quello che mi succede, quello che subisco, quello che avviene in casa è violenza, perché ero talmente assuefatta che facevo fatica a riconoscerla. Per quello io dico, per combattere la violenza, prima di tutto bisogna riconoscerla. Possiamo raccontare che cosa accadeva all'interno delle mura domestiche, perché poi è quello che magari altre donne dicono, ma succede anche a me, allora... Esatto, per quello io vado volentieri a parlare, perché più se ne parla, più le donne magari si riconoscono in una situazione che apparentemente a loro sembra normale. Beh, innanzitutto la cosa più difficile da riconoscere è la violenza psicologica, perché effettivamente gli accessi ai pronto soccorsi, io penso ai pronto soccorsi me le sono quasi dimenticate. Quello che non si dimentica, quello che si porta dietro è la violenza psicologica, che è molto più difficile da riconoscere, anche da dimostrare in sede giuridica, anche in tribunale, perché è molto subdola ed effettivamente, mentre un livido lascia i segni ed è ben visibile ed è riconoscibile, la violenza psicologica è molto molto più difficile.
Quindi quella è quella che ha fatto più male, ecco, quindi i continui insulti, le manipolazioni, il farmi credere che non valessi niente e soprattutto quello che io ricordo con più tristezza è che la mia vita era diventata, tutto era improntato a non farlo arrabbiare, quando in realtà poi qualsiasi cosa, cioè, era un problema, era un pretesto, quindi qualsiasi cosa facessi, anche giusta, comunque non andava bene. Però la mia vita era diventata proprio, cioè vivevo in uno stato d'ansia per il terrore che appunto si arrabbiasse. Che poi Lei ha parlato anche di accessi al pronto soccorso, quindi non erano solo delle violenze psicologiche. No. E dopo l'ultimo accesso è da lì che ho deciso di denunciare, tant'è vero che 2 giorni dopo ero dai carabinieri e ho denunciato. L'avevo già fatto una prima volta e, come spesso succede, poi ho ritirato la denuncia, perché ovviamente poi erano seguite promesse di cambiare, di farsi aiutare, le solite promesse. In realtà poi non è stato così. E 4 anni dopo ho rifatto denuncia e non mi sono più tirata indietro. Poi il mio compagno è stato denunciato, è stato condannato, scusate, in tutti e 3 gradi di giudizio, quindi fino alla Cassazione. E la pena definitiva era 2 anni e 5 mesi di reclusione e adesso è in affidamento, quindi non è in carcere. Ecco, e ci sono voluti 4 anni per aspettare appunto che la pena venisse eseguita. Anche su questo ci sarebbe tanto da dire, insomma. Lei ha mai avuto paura? Sì, tanta. Anche di me stessa in quel periodo là. Perché c'erano delle volte che proprio non dovevo difendermi solo da lui, ma anche da me stessa, perché non ce la facevo più. E ci sono stati momenti in cui ho avuto brutti pensieri, perché comunque... Non si vede una via d'uscita? No. E l'unica via d'uscita, per me almeno, è stata appunto rivolgermi a un centro antiviolenza, ed è quello che dico sempre alle donne che magari mi chiedono aiuto, rivolgersi ad un centro antiviolenza, anche in maniera anonima. E soprattutto non è obbligatorio denunciare, perché molto spesso questo mi chiedono le donne: ma io devo denunciare, ma magari non voglio denunciarla, hanno paura o non se la sentono perché ci sono i figli, non lo vogliono rovinare. Questa è la frase molto ricorrente, però ci si può rivolgere anche in maniera anonima e non è necessario, obbligatorio denunciare. Però ci sono le case di fuga, le case protette, una soluzione c'è, è sempre possibile. E quindi questo è il mio appello. Io ho una grandissima gratitudine verso il centro antiviolenza di Padova, che è stata la mia salvezza, e quindi io questo posso dire alle donne, ecco. Quando è scattata la consapevolezza che lei da quella strada, da quel tunnel poteva uscire? Quando mi sono rivolta al centro antiviolenza, ovviamente l'aiuto, il sostegno, ma quando mi hanno fatto capire che non era colpa mia, perché inizialmente appunto non capendo bene come stava veramente la situazione, molte volte mi davo la colpa di quello che succedeva. Ma dove sbaglio? Ma forse è colpa mia, forse non è così. Quando invece ho capito che non era colpa mia. E da lì forse appunto quella consapevolezza che mi ha dato quella forza e anche, sì, quell'energia, perché ce ne vuole tanta. Non è semplice denunciare, non è semplice affrontare un processo. Io sono stata sentita il giorno della mia udienza 6 ore, quindi dover raccontare tutto dall'inizio alla fine. Quindi dal primo giorno in cui l'ho conosciuto fino alla fine, al giorno in cui è stato allontanato con un decreto del giudice per le indagini preliminari, quindi non è stato semplice, ecco. Però lo si può fare. 16 anni è stato insieme a questa persona. Una domanda che magari una persona si farebbe è: perché tutti questi anni? Ecco, infatti è la domanda che mi fanno tutti, no? Che è anche la domanda più difficile. Perché, innanzitutto perché avevamo sicuramente per le figlie, che è un po' quello che succede a molte persone, no? Per i figli si cerca di... ma soprattutto perché comunque
prometteva sempre di cambiare e io credevo in questo, credevo che potesse cambiare. Poi alla fine non ci ho più creduto, ecco. Le sue figlie come hanno preso da questa vicenda? Perché poi lo diciamo, insomma, donne vittime di violenza, ma poi ci sono anche i figli. Che sono costretti ad assistere a questi atti di violenza. Sì, io generalmente proteggo le mie figlie e non nella mia testimonianza cerco proprio di tenerle lontane. Però posso dirvi che comunque un uomo violento, narcisista, comunque un manipolatore, purtroppo ha fatto i suoi danni anche, fa i danni anche sui figli, ecco. L'ha più rivisto, ha avuto paura che potesse riavvicinarsi a lei? Beh, i primi tempi sì, i primi anni sì. Tant'è vero che io camminavo sui bordi più interni del marciapiede, mi aveva comunque minacciato appunto di sfregiarmi con l'acido, quindi comunque io avevo questo terrore. E per molto tempo sì. Adesso io mi sono ricostruita una vita, non vivo più a Padova, mi sono sposata e piano piano questa paura no, è svanita. Anche il fatto stesso mi hanno chiesto in molti, ma non hai paura comunque a raccontare la tua storia, a denunciare? No, non ho più paura. Ecco, la parte importante che vorrei sottolineare è questo. Si può uscire da questa situazione, ma soprattutto ci si può rifare una vita, che è una cosa che magari le vittime di violenza non riescono a pensare neanche, cioè loro pensano che sia finita lì, invece no. Sì, anche io avevo pensato questo, per me era finita, avevo chiuso, non volevo più nessuno, e poi però... Si riacquista la fiducia? Sì, difficile, perché la fiducia per una persona, per una donna che ha subito violenza è una parola molto grossa, però un po' alla volta sì. Se si trova una persona giusta, la persona che aiuta, che capisce, che ascolta, perché non è semplice stare comunque con una donna che ha subito quello che ho subito io, ecco. Non è semplice, il percorso è lungo, lo sto continuando ancora, non finisce il giorno in cui viene allontanato fisicamente il violento, è una strada lunga. Se torna indietro e ripercorre quello che è accaduto, che cosa pensa? Che avrebbe potuto farlo prima? Beh, questo sì. Sì, se l'avessi fatto prima avrei risparmiato anche alle mie figlie tanta sofferenza e anch'io sofferenza ovviamente in meno. E poi mi sarei ricostruita una vita migliore tempo fa. Se dovesse lanciare un appello alle donne, sicuramente qualcuno ci sta ascoltando, qualche donna che magari si trova nella sua stessa situazione ci sta guardando, che cosa direbbe loro? Perché purtroppo ne parliamo spesso, ne parliamo con tante associazioni, qualcosa si è smosso, ci sono molte denunce, ma ci sono ancora molte donne che rimangono chiuse nelle mura domestiche e in queste violenze senza riuscire ad avere la forza di denunciare. Beh, alle donne che sono dentro la violenza posso dire di chiedere aiuto, di parlarne, di chiedere aiuto. Alle altre donne e anche agli uomini di ascoltare queste donne, di ascoltarle, di credere. Anche le forze dell'ordine molto spesso sottovalutano i segnali e invece di ascoltarle, dare un aiuto, poi sarà la giustizia eventualmente a verificare se i racconti non sono veritieri, ma di ascoltarle e di dare un aiuto subito. Secondo lei, ne parliamo spesso, le pene andrebbero inasprite in qualche maniera, perché forse l'allontanamento a volte non basta, magari viene anche chiesto, ma insomma l'abbiamo visto purtroppo in casi di cui non vogliamo tornare a parlare, ma insomma dove purtroppo non è bastato. Gli allontanamenti servono poco, perché anche nel mio caso erano stati aggravati 3 volte fino alla distanza di 500 metri, non poteva avvicinarsi in alcun modo, nemmeno ai posti che io frequentavo. In realtà si avvicinava quando voleva e il tempo di chiamare i carabinieri era sparito, quindi secondo me quei provvedimenti servono a poco. Basterebbe che le pene fossero, cioè le condanne fossero eseguite,
perché anche nel caso del mio ex compagno, cioè la Cassazione ha emanato la sentenza nel settembre del 2020, scusate, e sta scontando la pena dall'anno scorso, quindi dopo 3 anni. Cioè, se anche uno viene condannato, non viene eseguita la pena, mi pare una cosa abbastanza, sì, anche nei confronti della vittima, non corretta. Manuela, sentire queste, insomma, queste storie... L'avevo detto che era bravissima, perché sentire, mi venivano i brividi, io l'ho sentita l'altra sera, sapevo la storia, però è impegnativa la storia e sicuramente ci sono tante, tu l'hai detto l'altra sera mi sembra, o la dottoressa, forse la dottoressa Morellato, che eravamo al concerto, e ha detto sicuramente in questa stanza c'è qualche donna, sicuramente più di una, che ha subito violenza, e come vedi non è solo quella fisica, è anche la violenza sicuramente psicologica che fa male. E noi, per quello che possiamo fare, abbiamo fatto, sai, la settimana scorsa un concerto per realizzare presso il pronto soccorso di Oderzo la stanza rosa o stanza dell'abbraccio, come è stata già realizzata negli ospedali di Conegliano e di Montebelluna. Diciamo, supervisore di questo progetto è la dottoressa Morellato, Katia Morellato, del pronto soccorso di Montebelluna, che io ringrazio, e è una carissima amica mia, anche tu, di Elisabetta, e che segue il discorso della violenza sulle donne per quello che riguarda l'ULSS. Quindi sarà individuata una stanza, diciamo, nelle vicinanze del pronto soccorso, e ringrazio l'ULSS per questo, perché comunque gli spazi sono sempre ridotti, ma una stanza che possa accogliere le donne che arrivano, in questo caso nel pronto soccorso, e non hanno di notte magari un posto dove andare, devono comunque uscire di casa, magari hanno un bambino, però come diceva la dottoressa l'altra sera, il pronto soccorso sappiamo com'è, quindi c'è gente che sta male, gente che insomma, e non è il luogo adatto per una donna che è in difficoltà anche psicologica, quindi diciamo una culla, non so come, ma penso che mi abbiano capito, un posto dove possa stare la notte o il giorno dopo, fino a che non intervengono poi le case protette, e ringraziamo i centri antiviolenza sicuramente, perché sembra che non ce ne sia bisogno, però quando sentiamo... C'è anche questa problematica che insomma, ci dicevano anche altre donne che avevano subito violenza dai mariti, il fatto di uscire da quella casa e non sapere dove andare, soprattutto quando poi si hanno dei figli. Sì, infatti, sono stata anch'io collocata in una casa protetta, e questa l'ho trovata una grande ingiustizia, perché non trovavo corretto che fossi io a rinchiudermi, a essere rinchiusa, tra virgolette, anche se per fin di bene, e invece lui libero. Ecco, perché comunque io l'ho accettato però solo per 15 giorni, dopodiché io ho deciso di andarmene, me ne sono andata, anche contro il loro parere, perché il rischio comunque era alto, però non lo trovo corretto. Ecco, questo non lo trovo giusto, che una donna debba essere messa in una casa in anonimato, lontana comunque dalla propria famiglia, non può sentire i propri cari. Io non potevo sentire mia mamma, non la potevo vedere, non potevo uscire di casa, ecco, però l'ho accettato perché sapevo che comunque era per tutelarmi, anche per tutelarmi, perché avevo uno stato d'ansia, vivevo in uno stato d'ansia, veramente avevo paura di uscire di casa, avevo paura proprio che mi potesse aggredire con l'acido e comunque aggredire comunque, e quindi ero arrivata a uno stato d'ansia che non riuscivo più a contenere, e quindi questo stare 2 settimane lì tranquilla, dove non poteva trovarmi nessuno, lui soprattutto, comunque mi ha fatto stare meglio. Con le sue figlie è andata lì in questa stanza? Ovviamente. Sì. Questo, vedi, questa cosa fa pensare che... Ecco, prima poi di fare un'ultima domanda a Elisabetta, c'è una serata importante, la vogliamo ricordare, facciamo vedere. Questa qua. Si intitola Viva la vita. Viva la vita. Allora noi facciamo noi come associazione Amiche per la Pelle, tante serate sulla prevenzione, anche con il filo di Simo, sulla prevenzione in questo caso dei suicidi dei giovani, del disagio psicologico dei giovani, che purtroppo è una realtà molto, molto sentita, e lo sappiamo, vediamo cosa succede.
E quando li facciamo in qualche palazzo o in sala consigliare dei comuni, vediamo che arrivano, ci sono tante persone, però i ragazzi non ci sono, e questo è un problema. Allora abbiamo pensato di fare una cosa diversa dalle solite, e quindi faremo una serata in un locale giovane, il Cantiere di Treviso, in strada Ovest, mercoledì 22 maggio, chi vuole vedere nel nostro sito, sulla pagina Facebook, e lì parleremo di prevenzione. Ci saranno delle nostre giovani ragazze, come Isabella che è stata quell'altro giorno con noi, che parleranno della loro esperienza, cioè anche il tumore al seno a 19 anni, a 25, ci sarà un'altra ragazza, Federica, che segue di solito il filo di Simo, che racconta della sua esperienza di autolesionismo, diciamo così, appunto per un disagio che aveva, e poi ci saranno tante iniziative. Poi diciamo che la serata fatta in un locale così, poi si fa musica, si mangia e si beve acqua, ok? Si beve acqua, però si fa festa, è giusto per fare uno scambio. Ci saranno Questo potrebbe tanti medici. disincentivare qualche giovane. No, ma dalle 9:30 si può. Ecco. Ci saranno tanti medici, quello sì, perché anche abbiamo visto, lo sappiamo, che tante ragazze giovani, a volte a 18 anni, chiedono come regalo il seno nuovo. E a volte lo fanno, certo, diciamo, non in maniera sicura, lo sai, certo, sono cose che purtroppo succedono, e quindi avremo a disposizione dei medici, molti chirurghi plastici, proprio anche per spiegare loro certe cose, il tatuatore, abbiamo un'agenzia, la Synergy, con un desk, Synergy School, per parlare ai ragazzi di opportunità di lavoro, quindi un po' di cose messe insieme che insomma faranno una bellissima serata. Eccolo qua, viva la vita, vi aspettiamo tutti, va bene? Sì, e poi insomma la serata continuerà con la musica, col DJ, sì, abbiamo un DJ, e quindi ci piace fare, siamo un po' festaiole noi, perché le cose brutte arrivano lo stesso, noi abbiamo voglia di... Bisogna sempre sorridere, l'abbiamo visto con Isabella, insomma, con un sorriso che veramente ha lasciato... Isabella è forte, sì, ma noi le vogliamo solo così, le nostre ragazze. Siamo quasi in chiusura, Elisabetta. Oggi, com'è la tua vita? In questo momento un po' strana, perché comunque da agosto, dopo aver scoperto il tumore al seno, sì, sono un po' sottosopra, però... Perché oltre a quello purtroppo... Sì, è stato diagnosticato un tumore al seno, un carcinoma mammario, ad agosto dell'anno scorso, del 2023. A novembre sono stata sottoposta a mastectomia e sto facendo un percorso di EMDR per la rielaborazione dei traumi, che appunto sono emersi in maniera forte dopo la diagnosi di tumore al seno. Quindi sì, diciamo che sono in percorso, ecco, mi sento, sia dal punto di vista fisico, perché non so come andrà a finire, perché comunque è tutto capitato da poco, quindi insomma devo un po' abituarmi all'idea anche dei follow-up, delle attese, e poi questo percorso psicologico per la rielaborazione dei traumi, che spero da tutto questo di trarre pace, ecco, di trarre pace. Ecco la parola che mi fa pensare, che ha detto altre volte, quello di trovare pace, che non è facile. No. È stato un percorso difficile. Sì, sono passati 7 anni, però sì, magari quando pensavo di stare abbastanza bene, poi magari sono ricaduta, dopodiché dopo la diagnosi di tumore è stata pesante, perché comunque ha fatto riaffiorare anche i vecchi traumi. Le fragilità. Esatto. Vogliamo però terminare magari con un messaggio positivo, Manuela, perché è una storia davvero molto difficile questa, e che insomma... Allora, se io guardo Elisabetta,
vedo la forza sicuramente, vedo il velo di tristezza negli occhi, però il sorriso c'è, quindi il sorriso vedrai che ti aiuterà anche a far sorridere gli occhi, secondo me, perché la forza c'è e se sei arrivata fin qua a raccontarlo, la forza ce l'hai dentro, ne hai usata tanta sicuramente, però si rigenera, vedrai. Noi dovremmo essere arrivati al termine di questa nostra prima edizione. Io ringrazio davvero Elisabetta per averci raccontato questa storia e insomma davvero speriamo che possa trovare quanto prima quella pace che davvero merita, perché 16 anni con un uomo violento è poi purtroppo una diagnosi che per qualsiasi donna è una diagnosi che fa paura, e per questo ci sono le associazioni come Amiche per la Pelle che aiutano. Certo. Io ringrazio anche Manuela per essere stata sempre con noi, vi ricordo l'appuntamento, terminiamo con questo appuntamento, 22 maggio a Treviso. 18:30 al cantiere, vi aspettiamo tutti. Grazie, io ringrazio anche Alessandro Granziera, Marco Gagliazzo che ci hanno insomma, seguito in questa nostra diretta e insomma, vi diamo appuntamento per questa sera al nostro telegiornale. Grazie, arrivederci.